Qui a Caposile c'è molta sensibilità su questo e tutti si chiedono, vogliono sapere, vogliono sapere, vogliono sapere. Ivano Bottan è un po' come il sindaco di Caposile e il bar del paese fa un po' da municipio dove tutti chiedono e raccontano. E da una settimana, in questo tratto di piana un po' veneziana, un po' trevigiana e molto lagunare, non si parla d'altro che delle api morte di Montagnier. Sì, i giorni qua non si parlava d'altro della moria delle api del signor Montagnier, perché ne sono morte tantissime e tutti preoccupati qua a Caposile perché sono arrivate tutta sta moria all'improvviso e nessuno sa bene spiegarsi il perché. Eccole le api morte sotto gli alveari di casa Montagnier. A Giancarlo, pensionato con 40 anni di passione per favie e miele, piange il cuore mostrare questo scempio che la pioggia ha reso ancora più brutto da vedere. E non c'entrano parassiti come la varroa, piuttosto, vista la stagione, l'ennesimo uso, meglio abuso dei trattamenti alle coltivazioni. Ho cominciato giorno per giorno a vedere che c'erano sempre più api per terra e praticamente vedevi proprio le api che cadevano e tremolanti, poi rimanevano a terra e qua si vede l'esempio che praticamente sono rimaste. Un'agonia sicuramente causata da avvelenamento. Vanno giù tremolanti, molto probabilmente hanno recuperato del veleno su qualche coltivazione trattata e poi cadono tremolanti con le ali aperte, la ligula fuori e per quello che mi hanno insegnato questo è il segno in cui c'è stato avvelenamento. Ma senza analisi costose è praticamente impossibile risalire a responsabili di questo disastro. Io chiedo alle istituzioni, al governatore Zaia, al vice governatore Forcolin, a chi di competenza di provvedere ai controlli di questi prodotti che vengono usati in maniera spudorata, diciamo, in maniera non consapevole, pensando che l'ape è la nostra unica salvezza del futuro. Già, perché le api sono uno degli indicatori fondamentali dell'ambiente dove viviamo. Questa qui è la teoria di Einstein che diceva quando moriranno le api, 4 anni dopo circa non ci sarà più niente per noi.